Cormons è tornata ufficialmente la Movida? Pare di sì, perché con la nuova inaugurazione del Jazz and Wine, locale storico ubicato in pieno centro nella capitale del Coglio, qualcosa di positivo si muove. Si muove per il fatto che giovani imprenditori del luogo hanno deciso di investire, ripeto il termine investire, per rilanciare un qualcosa che mancava. Nell'ultimo tempo sappiamo benissimo che Cormons per varie vicissitudini è entrata al centro delle cronache non per fatti mondani, ma per schiamazzi, urla e tutte quelle cose che alla fine hanno penalizzato lo sviluppo della Movida nel centro collinare. Grazie all'impegno di Erika Ferlat e del suo staff, coadiuvata dal boys Carlo Bevilacqua, si è riusciti a riportare un qualcosa di particolare. Si parla di auge, si parla di serate tutte da vivere, da gustare, immerse nel buon vino e nel piacere. E quando si fa economia in questi tempi non resta che dire auguri, perché quando si usa la testa i risultati si vedono. Ora spetta a chi di dovere aiutare queste persone per far rilanciare e rinascere un qualcosa che definire morto ci sembra il minimo.